Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi realizziamo un piatto della tradizione campana. Vi lascio gli ingredienti e alla preparazione. Per l'impasto ci serviranno 250 g di farina, di cui 125 Manitoba o 0 e 125 g di farina 00. Poi abbiamo 125 g di acqua, 3 g di lievito di birra secco. Se invece usate quello fresco, mettetene 12 g, 50 ml di olio diviso fra 25 ml di olio extravergine di oliva e 25 di olio di semi, usate un girasole o un mais, mezzo cucchiaino di zucchero e 5 g di sale. Per finire un uovo grande, se avete quello medio ve ne servirà 1,5. Per la nostra farcia ci serviranno 25 g di parmigiano grattugiato e 25 g di pecorino grattugiato. Poi ci serviranno 50 g di salame tipo Napoli tagliato molto piccolo e poi ci servirà 50 g di prosciutto cotto, anche questo tagliato a pezzetti molto piccoli. Se prendete la fetta e non quella un po' più spessa, tagliatela anche quella a pezzetti piccolini. Poi ci serviranno 60 g di provolone semipiccante. Se non vi piace il provolone potete mettere in alternativa della scamorza o della provola affumicata ma a pasta semidura, quindi una mezza stagionatura, e in più, se vi piace, del pepe. Cominciamo con il setacciare le nostre farine in modo che arieggiano, e se ci sono eventuali piccole granulometrie più grosse verranno eliminate. Ecco qui, vedete? Ecco qui, qua ci sono dei pezzetti, vedete? In questo modo noi eliminiamo tutte le impurità. Adesso mettiamo il nostro lievito, lo zucchero e giriamo. Ora aggiungiamo un po' alla volta la nostra acqua. Aggiungiamo anche il sale. Ora aggiungiamo il nostro uovo. Io non l'ho fatto, ma vi consiglio sempre di prendere l'uovo, metterlo in una ciotolina e poi metterlo nel vostro impasto. Potrebbe cadere un po' di guscio, ci potrebbe essere qualche piccola macchiolina nera, quindi non fate come ho fatto io adesso praticamente. Benissimo, inglobiamo bene il nostro uovo. E per ultimo aggiungiamo poi il nostro olio. Potete usare, se volete, anche una frusta col gancio, va benissimo. Potete fare tutto questo anche in planetaria, va benissimo. Un po' alla volta, come vi ho detto, il nostro olio.
Dopo aver aggiunto tutto l'olio, io aggiungo anche il formaggio. Se volete il formaggio lo potete aggiungere anche con metà del vostro uovo, ma non ha molta importanza alla fine. Un'altra cosa importante che vi volevo dire: quando mettete l'acqua, e lo fate a mano, non con la frusta elettrica o con la planetaria, stemperate bene la vostra farina, altrimenti si faranno dei grumetti non molto simpatici. Ora, i grumi che vedete adesso chiaramente è il formaggio che abbiamo inserito. Adesso il nostro pepe, se vi piace ovviamente, e i nostri salumi. Stampo, imburrato e infarinato, e adesso mettiamo dentro il nostro impasto. Adesso dobbiamo far lievitare il nostro impasto fino al bordo. Ci vorranno all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza. Se volete un po' affrettare la lievitazione, accendete il vostro forno a 30 gradi, lo spegnete e mettete dentro il vostro impasto. Copritelo sempre, copritelo con pellicola. Lo stampo è da 20 di diametro e sotto da circa 10. Se invece usate uno stampo da ciambella, va bene uno da 20. Bene, adesso è bella cresciuta e possiamo infornare. Inforniamo 180 gradi, forno preriscaldato statico. Se non avete il forno statico ma solo quello ventilato, mettete una ciotolina con un poco di acqua all'interno del vostro forno, in modo che non si secchi troppo. Inforniamo per 30-35 minuti, dai 30 minuti in poi cominciate a vediamo che durante la cottura, intorno ai 25 minuti, si dovesse dorare troppo in superficie, mettiamo un foglio di carta di alluminio e continuiamo la cottura. Dopo 35 minuti ho sformato il mio babà rustico napoletano e l'ho messo su gratella a raffreddare. Lo sformate tranquillamente se avete imburrato e infarinato bene. Ecco il nostro babà rustico napoletano pronto per essere servito. Buon appetito a tutti!